con Gianfranco Gambetta, uno dei protagonisti del Rally di Sardegna. Benvenuto Gianfranco. Ciao, ciao. Com'è andata questa gara e quali sono state le difficoltà di questa tappa? Beh, i rally presentano sempre tantissime difficoltà. Questa tappa in particolare mi vedeva al rientro dopo qualche anno di assenza dai rally, quindi insomma c'è stata una sorta di apprendistato con la vettura. Poi ieri la prima tappa è stata molto dura perché il tempo era inclemente, insomma le strade erano abbastanza infide e oltretutto la macchina ha avuto qualche piccolo problema in partenza, ci si è spenta, quindi sai, poi abbiamo dovuto recuperare e poi c'era una prova in notturna, sai, correre in notturna con il farone al buio è sempre una cosa molto caratteristica, però sicuramente ci vuole un certo feeling per andare forte di notte. Poi invece oggi la mattina è stata un pochino più soft, avevamo un bel vantaggio sul nostro eseguitore della classe, eravamo primi di classe già da ieri e quindi la prima prova siamo partiti un po' troppo addormentati, poi invece alla seconda prova abbiamo fatto sempre un primo tempo di classe, abbiamo ristabilito le distanze e poi l'ultima prova siamo andati insomma col liscio, via, è andata bene, via. Che rapporto hai con la macchina e con il navigatore? Con la macchina è sempre un rapporto di amore e odio perché i mezzi meccanici, sai come si dice, no? Non ai motori, gioie e dolori, quindi finché vanno bene è sempre amore, poi dopo arriva il momento in cui le odi, però ovviamente se ti piacciono gli sport motoristici ci sta, è quello. Il navigatore ci vuole, il rapporto deve essere di assoluta estrema fiducia, perché è lui che ti detta il ritmo, è lui che ti dice quello che succede attraverso una curva all'altra. Un suo errore può equivalere a un disastro, quindi ci vuole un rapporto di fiducia. Insomma, con Giovanni oltretutto era la prima gara che facciamo, però siamo amici da lungo tempo, insomma lui ha tanta esperienza, è andata molto bene. Sappiamo che pratichi molti sport motoristici, quali ti mette più a dura prova? Beh, sicuramente l'enduro, perché comunque è uno sport molto fisico e dove ci vuole un allenamento mirato per quello sport. Le giornate sono tanto lunghe, le prove speciali estremamente dure, i trasferimenti a volte anche peggio, quindi sicuramente in macchina stai seduto, molto più comodo. L'enduro è duro. Toglici una curiosità, qual è la cosa più divertente che hai fatto in macchina? Ma nella gara? Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Ciao amici del TG.